Eccoci. Buonasera, sono Paola Nicita della Repubblica di Palermo. Mi scuso per la domanda che un po' è sul cinema. Io, a proposito della sua passata attività, diciamo, politica, volevo chiederle un piccolo commento, per fortuna io dico, avendo, diciamo, restituito al mondo dell'arte completamente, volevo chiedere un piccolo commento su, non so se hai visto la cronaca di oggi, rispetto, lei ha detto è andato via dicendo hanno rubato tutto, è stato anche così condannato tra virgolette per quello che ha detto, che ha pensato sulle donne, sull'uso, diciamo, del corpo, alla questo non dica sulle donne, no, diciamo sì, no, diciamo, andiamo sì. Però appunto lei è andato via dicendo hanno rubato tutto, oggi ci sono 17 arresti, volevo chiederle cosa ne pensa. La Stancheris 2 giorni fa ha detto aveva ragione Battiato, vabbè, eravamo lì, l'avevamo capito, no? Cioè quando in un posto si fa una mostra che costa 4 milioni di euro e uno dice chissà cosa avranno portato, erano delle pittrici siciliane che farebbero qualunque cosa per mostrare i loro quadri, no? Come può costare 4 milioni? Io ho fatto una mostra a Los Angeles qualche anno fa, il tutto è costato 2.500 euro. Hai capito? Tra le altre cose, un'altra cosa che è gravissima è che per esempio hanno speso 40 milioni in pannoloni. Sapete cosa sono i pannoloni? Come se tutta la Sicilia avesse la sciolta. E quelli dell'ospedale li buttavano via perché non sapevano cosa fare. Saranno costati 1.000 euro presi tutti insieme, no? 10.000. E questi 40 milioni che fine hanno fatto? 40 milioni di euro, sono 80 miliardi delle vecchie lire. Non so che dire. In caso Francia non aver scoperto, no? Però insomma questa esperienza immagino che sia stata piuttosto controversa per te, però aver avuto finalmente la possibilità di leggere le carte, no? E di vedere, no, che tutti i più atroci sospetti su ciò che uno pensa, no, della gestione della cosa pubblica sono atrocemente veri, credo che abbia avuto anche per te un significato probabilmente. Sono cadute nelle maschere perché se vogliamo andare fuori da questa storia regionale di Palermo, no? Cioè Monti è partito in un modo, nell'arco di 2 o 3 mesi si è sputtanato a vita, cioè secondo me non dovrebbe più farsi vedere, è chiaro? E prima fai il professore, e poi vai a dire che il professore è il più grande di tutti, cioè, dopo che si sono massacrati, ma non hanno pudore, guarda, questa è la verità, non hanno pudore. Altre domande?